arrivato già a 700.000 votanti il referendum online per l'indipendenza del Veneto su plebiscito.eu e l'iniziativa sta già facendo il giro del mondo. Partita domenica attraverso il gazebo e la rete, è subito arrivata anche oltralpe con la televisione russa che già lo ha paragonato al referendum per l'indipendenza della Crimea. E non è la sola, dalla BBC al Daily Express il referendum online che ha visto votare 182.000 persone a Vicenza, 179.000 a Treviso, 166.000 a Padova e Venezia con 143.000 e così via, è oramai un caso europeo. E non solo. È la conferma, commenta il governatore Luca Zaia, che noi veneti guardiamo al tema con modernità. Secondo Zaia, inoltre, è l'indicazione del fatto che il sentimento indipendentista è oramai ubiquitario in Veneto. Ben vengano, dice, iniziative come questa che riprendono lo spirito di altre organizzate in passato, sempre nate e gestite dal basso. Un'iniziativa che spera divenga concreta. Il governatore